Nuccia Palermo, uno sversamento sospetto in zona Babbaluciara. Lei questa mattina ha fatto una denuncia pubblica. Abbiamo chiamato i vigili urbani, abbiamo chiamato e allertato Girgenti Acque che sta già provvedendo, abbiamo chiamato l'ASP. Vengo a scoprire questa mattina, e le immagini che vedete scorrere ne sono la dimostrazione, di uno sversamento di liquami, di sostanze biancastre sulla foce del fiume Acragas, danneggiando non soltanto la flora ma anche la fauna del nostro territorio. Voglio ricordare che la foce del fiume Acragas, esattamente Babbaluciaro, per chi vuole capire bene la posizione del problema di cui stiamo parlando, è stato teatro di una moria di nostri animali selvatici proprio sul letto di questo fiume. Cosa sta succedendo? Non lo sappiamo. Vengo a scoprire questa mattina che è un problema sollevato già da 10 anni, ma che evidentemente il Comune non sta affrontando nelle maniere opportune. Insomma, di sicuro vi è una cosa: oggi se ne interessa la Lega e cercheremo di portare a termine questo e di risolvere questo problema. Dobbiamo scoprire cosa succede, dobbiamo soprattutto evitare che le nostre coste, che i nostri fiumi, che il nostro territorio venga inquinato e venga distrutto pian piano. Abbiamo bisogno di qualcuno che lotti davvero per il nostro territorio. Cosa sta facendo la Lega per la candidatura a sindaco della città di Agrigento? Credo che sia l'unico partito che ormai non si riesce a capire qual è la reale intenzione. Ho già detto che aspetto, da parte degli organi del partito, aspettiamo il nome. Io ho un auspicio, spero sia donna, a prescindere da tutto, anche per dare un cambio di passo, ma soprattutto a prescindere dal sesso, spero che sia una proposta nuova e vincente. Attendiamo da parte di Francesco Di Mare, che è il nuovo, da pochissimi mesi, commissario cittadino della Lega, aspettiamo dal commissario Massimiliano Rosselli notizie certe. Di certo vi è che appena le sapremo sarò la prima a mettermi in campo, ovviamente per portare dei risultati positivi.